il via al match con il possesso di palla da parte della formazione di casa. Intanto c'è Sacon, il parte il tiro, ottimo la conclusione di Guida e poi la traversa di Sacon, vicinissimo a sbloccare il risultato la squadra di casa. Avellino va a posizionare il pallone. Poi c'è Fortino, in qualche modo c'è un rimpallo e subito in velocità per Giappa, il pallone stava per finire in porta, non passa sotto le gambe di Ducci. Ora Wolex il sinistro e poi in qualche modo sul primo palo è ben posizionato Murillo. Invece dall'altra parte Donin con Sutton all'indietro, il pallone per Wolex ed era tutto solo Fortino, attenzione, il pallone in mezzo e la rete, Biscossi la sblocca a 9 minuti e 32, l'azione di Fortino che ha trovato sul secondo palo il giocatore, il compagno di squadra. Giappa in mezzo a tre avversari, praticamente lo scarico per Wolex. Parte Wolex, il tiro e la palla in rete, il tap-in vincente sul tiro di Wolex. La respinta della difesa della Roma e sotto porta non sbaglia Giappa. Il pareggio del pivot della formazione di Treviso. Prosegue il pallone per Wolex, Giappa e Giappa viene chiuso. Giappa per Wolex, si gira! Il mancino che stava per infilarsi sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Ducci. Per metà l'ha già fatto il vantaggio iniziale della formazione romana. Intanto c'è il tiro di Wolex. Ora Sacon, parte il tiro! 1-1 al termine dei primi 20 minuti di gioco. Ed ecco qui Giappa Veirà. Sacon, parte il tiro con i pugni, la respinta di Ducci. Sacon e la rete di controbalzo, splendida la rete da parte del numero 89 che dopo 29 secondi dall'inizio della ripresa va a realizzare la marcatura del 2-1 qui al Palacicogna. Il passaggio, attenzione, il pareggio, Murillo e va a trovare subito il pareggio a 18:08 e quindi Murillo il pareggio, il 2-2. Palla per Donin che si era avvicinato in modo quasi silente all'interno, vicino al limite dell'area di rigore, con le due formazioni che stanno cercando. E intanto la rete di Marcelinho porta in vantaggio la Roma a 13:23. Rete di Marcelinho, entrare diciamo tra le prime 8 di questo finale di girone d'andata. Ottima la risposta nel frattempo di Pietrangelo sul tiro del numero 19 Marcelinho. Rimbalza Giappa, tutto regolare, attenzione al contropiede con Murillo, Fortino e ancora Fortino in qualche modo. Donin sta per perdere il pallone ma in qualche modo riesce a smistarlo sulla sinistra per Sacon. Attenzione, il pallone toccato da Wolex, ancora a terra. Quando la partita è finita che qualche dolore riemerge, intanto con la possibilità di questo destro velenoso da parte di Avellino. Rilancio ancora per Fortino, Ercolessi, il tiro pericolosissimo di Biscossi. Giappa la protegge, Wolex in mezzo e sul secondo palo arriva Azzoni ma spedisce sull'esterno della rete.
dice al proprio compagno di portarsi in avanti, cerca di liberare il tiro e il pallone forse con le mani, no, dice di no, l'arbitro dice che è stato con il volto colpito il giocatore, rivediamo se riusciamo a capire un po', sì, mi pare con il volto. In velocità, attenzione, Saccone, parte il tiro, ancora Wolex ed ora c'è il pallonetto, il colpo di testa ad alzare la palla quanto basta perché non entrasse in porta. Attenzione perché c'è la possibilità per Wolex, il tiro, clamorosa la parata di Ducci, clamorosa la parata del portiere della Roma che va letteralmente a salvare il risultato. Il pallone che rimane lì, Ducci lo fa suo e finisce qui. Al Palacicogna la formazione di Fabrizio Reali ottiene 3 punti che la portano sicuramente nelle zone nobili della classifica della Serie A